A seguito del decreto emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri lo scorso 9 marzo, che impone la chiusura delle scuole, il blocco delle manifestazioni e la limitazione negli spostamenti per tentare di arginare la diffusione del coronavirus, anche le RSA hanno dovuto interdire tutte le visite dei parenti verso gli ospiti delle strutture. La ratio vera e propria di questo divieto degli ingressi è proprio quella di far rimanere il virus fuori dalle nostre strutture. Per fortuna al momento in tutte le strutture della Sereni Orizzonti non abbiamo casi positivi né per quanto riguarda gli ospiti, ma nemmeno per quanto riguarda i dipendenti, quindi infermieri, gli OS, gli operatori, tutti i dipendenti, fisioterapisti, educatori. Al momento chi entra, chi può entrare nella struttura e come state gestendo la situazione? Ma in un primo momento, seguendo le direttive nazionali, poteva entrare solo un parente per ogni anziano e quindi ci eravamo attivati con una registrazione puntuale degli ingressi, ovviamente dando anche qualche piccola informazione a livello di igiene e di sicurezza, quindi i famosi gel per le mani e queste cose. Poi successivamente le strutture sono state chiuse, per cui attualmente entra solamente il personale di assistenza ed eventualmente le manutenzioni che si rendessero necessarie per mandare avanti la normale attività di assistenza agli anziani. Per assecondare dunque l'esigenza di incontro dei familiari, la Sereni Orizzonti in tutte le sue strutture ha rafforzato il servizio già esistente di videochiamata. Ecco, noi ci siamo avvalsi della tecnologia e quindi abbiamo superato questo limite che ci impone il divieto di ingresso ai familiari con l'utilizzo innanzitutto di Skype in quasi tutte le strutture della Sereni Orizzonti e con l'utilizzo anche del telefono e quindi di WhatsApp, per cui i familiari con gli ospiti si possono vedere in videochiamata. Questa è l'unica possibilità che abbiamo per mantenere vivo il rapporto con i familiari, per farli vedere, per far vedere che cosa succede all'interno della casa di riposo anche in questo periodo storico così difficile. È stato molto interessante vedere come i nostri anziani abbiano saputo aggiornare le loro normali comunicazioni con una videochiamata con davvero un effetto anche in qualche maniera emozionante, perché più di qualcuno si è anche commosso e insomma noi ci viviamo insieme ai nostri anziani, ci teniamo a fare un'assistenza che sia tecnica, precisa, tutto però insomma quando succedono queste cose è emozionante. Tra gli altri servizi, poi, che la RSA mette a disposizione, il progetto di missioni protette in collaborazione con l'ULSS 4. Mettiamo a disposizione 5 posti letto per far entrare nella nostra struttura degli pazienti che arrivano dagli ospedali e quindi diamo la possibilità di fare, anche per quanto riguarda l'azienda sanitaria ospedaliera, di efficientare il più possibile i posti letto. Quindi è un progetto che comunque era già attivo prima del coronavirus e ultimamente si sta facendo sempre più avanti anche l'idea di utilizzare le strutture come la nostra per poter togliere dagli ospedali quelli che sono gli ospiti, i pazienti che magari impropriamente rimangono o permangono negli ospedali.